barranco sulle zone nobili fino a un locale di servizio che è la tenuta di famiglia, dove era alloggiato il motore diesel che azionava una pompa per l'irrigazione prima dell'arrivo dell'energia elettrica. Non ci sono mai entrato, è in disuso da almeno 30 anni. Spingo la vecchia porticina di legno, la serratura ormai arrugginita cede subito. Un reticolo di ragnatele fitte come nebbia mi respinge. Raccolgo una frasca di eucalipto e vanifico il lavoro di decine di generazioni di ragni. Entro a curiosare. Dentro una cassetta di legno sfondata trovo vecchie agende e registri di vendita dell'anno in cui sono nata. Dentro un boccale di latta arrugginita scorgo un pezzo di legno dalla forma strana, levigato dall'uso. Anche senza averne mai visto uno da vicino, a un tratto capisco. È il martello di legno d'ulivo de Savemina Capadora. Ne ho visto uno simile sui libri di antropologia. È una figura scomparsa da molti anni, per alcuni quasi mitologica. Un mio conoscente, Giancarlo, mi ha raccontato di quando morì sua nonna. Lui era un bambino di 8 anni e trascorreva l'estate nel paesino d'origine della madre, a un tiro di schioppo dal villaggio della mia. Sono stata molte volte in quei piccoli borghi tranquilli. Giancarlo mi ha spiegato che sua nonna era a letto da giorni senza essere più cosciente. Una sera tardi mia madre mi mandò fuori di casa, ordinandomi di andare a giocare dai vicini. Mentre aprivo il cancello controvoglia, che all'epoca non era usuale uscire dopo cena, incrociai una vecchietta del paese che conoscevo di vista. Zia Sidora aveva il fazzoletto di lana scura annodato stretto sotto il mento, come tutte le anziane della nostra infanzia. Mi scansò e si aggiustò le cocche con una mano sola, una manovra strana. Compresi che l'altra era sotto il grembiale nero dove teneva qualcosa. Quando mia madre bussò dai vicini per portarmi a casa, zia Sidora non era in visita dalla nonna, come avevo pensato. La nonna era morta invece, e delle piedonne stavano arrivando in ordine sparso. Alcune entrarono in camera con la mamma, per aiutare a comporre la salma. Altre rimasero nella sala e cominciarono a piangere. A Giancarlo era venuto in mente che dopo la visita di zia Sidora, la nonna era morta e sentiva, in maniera che non avrebbe saputo spiegare, che c'era un collegamento tra gli eventi. Non aveva però posto domande a sua madre e per molto tempo non ci pensò più. Giancarlo non aveva visto il martello nascosto dalla vecchia, solo molto dopo apprese quale fosse lo strumento della Capadora. A distanza di 55 anni gli è rimasto addosso il presentimento che il grembiale rigonfio fosse il nascondiglio dell'attrezzo. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, vai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra
con la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. E questo adesso è il momento per le domande del pubblico. Luciana è a disposizione per tutte le curiosità che volete manifestare, insomma, per arricchire ulteriormente la serata e la conoscenza del libro e degli argomenti che sono stati trattati. Quindi, se c'è. Io vorrei dire una cosa, sono stata una delle prime che ha letto il libro di Luciana. E al di là di tutte le cose che sono state dette in questa prima presentazione, l'ho trovato semplicemente commovente, e i ricordi che ha stimolato in me sono stati veramente belli, ricordi che pensavo di non avere neppure più nella mia mente, però sinceramente se Luciana non fosse stata così brava a scrivere probabilmente non avrei sentito tutto questo. Credo che sia così che deve funzionare. Basta una suggestione, un suono, un sapore, un odore che fa scattare il relè dei ricordi. È quello. Se non scatta, Non c'è. non c'è. C'erano e tu me li hai fatti scattare, grazie. A te. Ci sono altre domande da parte del pubblico? Volevo chiedervi una cosa, che sembra fatta apposta che chiediamo chi sta qui con... volevo sapere, adesso dopo che ha scritto, che comunque è chiaro che non viene pubblicato subito prima, per cui c'è bisogno di tempo e tutto quanto, se realmente è servito a lei come persona per elaborare, per stare meglio, per distaccare un po' da tutto quanto. Sì, quello senz'altro, proprio perché, come forse ho accennato prima, ho cominciato a mettere su carta o su file, insomma, comunque la parola scritta è una cosa che mi è sempre servita per prendere le distanze, come dicevamo prima, delle cose viste in televisione o attraverso uno schermo. Per me la scrittura serve per metabolizzare una cosa che possa essere un sentimento, un'emozione, un avvenimento, in questo caso un lutto, ma cambia poco. Io prima per iscritto lo analizzo, come dicevamo prima, la macchinina, le ruote, lo sterzo.